se sentivi l'odore dell'assassino mafioso. Chi ha ucciso Borsellino, la mafia o la politica? Beh, un po' l'uno e un po' l'altro, anche perché non esiste mafia senza politica. Si è creato un ampio movimento nell'Italia che vuole più verità, più giustizia, più legalità. Quando una verità è difficile, la verità è conquista collettiva, ognuno deve fare la sua parte. Nel ricordare questi 20 anni di stragi e queste grandi stragi, ovviamente non vogliamo soffermarci solamente sui 2 giudici che sono stati ammazzati, ma anche a chi ha dato un contributo grande come loro alla lotta alla mafia ed è caduto in questa lotta, che sono gli agenti della scorta. Proprio nel corso di una delle commemorazioni, la mamma di uno dei ragazzi morti insieme a Paolo Borsellino ha detto: sono la madre di un ragazzo chiamato Scorta. Ecco, noi non vogliamo ricordare quei ragazzi solo con il nome Scorta, ma lo facciamo attraverso le parole dei loro familiari. Iniziamo con Emanuela Loi. Alessia. Claudia Loi ricorda la sorella Emanuela. Quella domenica lei era a disposizione. Fu aggregata alla scorta. Abbiamo saputo dalla televisione che era morta. Almeno questa sconcezza lo Stato poteva evitarcela. Lo Stato non si è comportato per niente bene. Si fanno vivi solo per gli anniversari, con la celebrazione e le belle parole. Mio fratello è praticamente a spasso. In Sicilia le vittime di mafia vengono assunte alla regione. In Sardegna non accade. Lui si arrangia come autista. Abbiamo preso qualche spicciolo, lo abbiamo usato per sistemare la tomba di Emanuela, una donna che stava progettando un futuro sereno, pensava al matrimonio e desiderava una famiglia con tanti bambini, qui a casa sua. Dopo la strage la famiglia Loi ha dovuto pagare il trasporto dalla Sicilia alla Sardegna con i pochi resti di Emanuela a spese sue. Questo è purtroppo come lo Stato tratta coloro che hanno lottato per liberare l'Italia dalla criminalità organizzata. C'è tutta una polemica e c'è tutto un discorso alle spalle sul rapporto tra Stato e mafia e sul rapporto tra, come dice Ingroia, tra politica e mafia. Proprio per capire cosa sta facendo il mondo della politica, l'onorevole Carlo Monai a dirci qualcosa su come si sta comportando il Parlamento rispetto a queste stragi e cosa si sta facendo. Grazie Gianfranco, buonasera a tutti. Una unica voce si è levata in questi giorni a difesa della verità e delle indagini che il pool di Palermo sta svolgendo con faticosa dedizione e con 1000 travagli, ed è quella dell'Italia dei Valori. Penso che questa responsabilità avrebbe dovuto essere condivisa da diverse altre forze politiche democratiche, se la democrazia è come deve essere gestione della cosa pubblica in nome e per conto dei cittadini. E allora, se abbiamo assistito in questi anni a scelte difficili quali quelle dell'incentivare il pentitismo mafioso, che è una sorta di accordo Stato-mafia, ma in una logica democratica trasparente, dove in questo palazzo si assumono delle scelte e sulla base di queste scelte si aiuta alla ricerca della verità, anche a costo di fare sconti a coloro che si sono macchiati di immondi delitti. Altra cosa molto più inquietante e inaccettabile è che l'accordo Stato-mafia avvenga nelle segrete stanze, nelle cupole, nelle logge. Questo noi non possiamo accettarlo. E allora, nel momento in cui i magistrati di Palermo hanno
iniziato a scoperchiare questo vaso di Pandora o questo nido di serpenti, tutte le istituzioni, noi riteniamo, dovrebbero essere al loro fianco piuttosto che lanciare sospetti, accuse delegittimanti il lavoro di questi magistrati. Non sono uno o due magistrati, è tutto un sistema giudiziario che sta lavorando in maniera puntuale, cauta, sapendo di quanti interessi in gioco ci siano e di quanto sia, diciamo, opportuna la cautela. E di fronte ad una lacuna legislativa che poteva essere superata in tanti modi da un intervento legislativo, penso alle prerogative del Presidente della Repubblica Napolitano, si è scelta una strada che non è assolutamente opportuna, soprattutto in concomitanza con questa ricorrenza. Noi dell'Italia dei Valori siamo convinti di stare facendo una battaglia leale, non offensiva, ma mirata a cercare di garantire che in questo Paese, a distanza di 20 anni, si capiscano le ragioni di una vicenda così buia, così inquietante, così ammorbante come quella del periodo stragista, quando, ricordiamolo, Falcone fu ucciso insieme a sua moglie e a tutta la scorta, nonostante avesse utilizzato un aereo di copertura dei servizi segreti. Non doveva saperlo nessuno che in quel momento Falcone fosse lì. Eppure la mafia era pronta a calcare il bottone e a farlo esplodere. Allora, se questo è vero, dobbiamo necessariamente capire che qualche cosa di losco c'è stato, e noi dell'Italia dei Valori vogliamo che si faccia chiarezza a tutti i costi, senza santuari imbiancati di nessun tipo. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Monai. Ci sono state varie iniziative e varie anche iniziative giornalistiche che in questi anni hanno raccontato quello che è successo a Palermo, ma c'era in particolar modo un corrispondente, il giornale che speriamo che continui a vivere nel futuro, era del Manifesto allora, Carmine Fotia, che chiamo qua sul palco e che ringrazio per essere qui con noi. Ci deve essere il tuo, tra l'altro, come vedete alle 16:30 noi abbiamo iniziato una diretta streaming su Italia dei Valori, nel quale abbiamo messo per la prima volta su web in esclusiva una tua inchiesta che la 7 ci ha concesso di mandare in onda. Volevamo darne uno spezzone adesso, lo daremo più tardi quando si vedrà un po' di più, quando sarà un po' più buio, però volevo che tu ci ricordassi, Carmine, l'impegno di Paolo Borsellino nei riguardi della formazione dei giovani nelle scuole. Ma intanto sono io che ringrazio voi non solo per avermi invitato, ma anche per aver voluto trasmettere sul vostro sito, in modo che tante persone possano vederle, il documentario che ho realizzato 10 anni fa in occasione del 10° anniversario della morte di Paolo Borsellino. Il titolo credo che sia già un titolo che dice tutto. Il titolo è L'uomo che doveva morire. Vedete, la scorsa settimana il TG1 ha mandato in onda uno speciale che aveva un titolo quasi simile. Diceva L'uomo che sapeva di dover morire. Ecco, la differenza tra l'uomo che sapeva di dover morire e l'uomo che doveva morire sta nell'informazione addomesticata e nell'informazione vera. Non sapeva di dover morire Borsellino doveva morire, perché se Borsellino non fosse morto certe cose non sarebbero andate avanti. Noi questo oggi lo sappiamo, perché ce lo dicono i magistrati. Allora non lo sapevamo, ma lo intuivamo. E vedete, il mestiere dei giornalisti è sempre quello di essere dei cronisti. A me, quando i giornalisti, anche quelli che mi sono più cari, scrivono che si sentono corazzieri, non mi piacciono più. Noi giornalisti non siamo corazzieri, oggi ce ne sono fin troppi.
Abbiamo bisogno di uomini e donne libere che dicano la verità oggi come la dicevano 20 anni fa. Noi cronisti siamo testimoni. Noi cronisti, quando facciamo il nostro lavoro, senza farci irreggimentare e senza farci iscrivere appunto al partito dei corazzieri di complemento, noi siamo testimoni e abbiamo il dovere di testimoniare. Non è un optional, abbiamo il dovere di testimoniare, perché senza la nostra testimonianza quello che è accaduto non viene ricordato. Ieri sera, purtroppo sulla 7, dico perché ci ho lavorato 13 anni e quindi ancora voglio bene a questa rete, un signore ha avuto il coraggio di dire una bugia, che però, se non la si contrasta, diventa la verità. Ha detto che Falcone ricevette l'accusa di essersi fatto il finto attentato alla Taura, questa era l'accusa che si faceva per fare carriera, che questa accusa venne da ambienti vicini a Leoluco Orlando, che allora era sindaco di Palermo. Questa è una bugia, è una bugia. Noi cronisti siamo tali quando testimoniamo i fatti e quindi smascheriamo le bugie, così come noi dobbiamo testimoniare, perché questo accadde allora, che nei giorni dopo la morte di Borsellino a Palermo ci fu una rivolta civile della città. La gente si scagliò contro il potere, non sapeva ancora, perché non ce l'avevano detto, non sapevamo che c'erano uomini delle istituzioni che trattavano con la mafia, mentre c'erano uomini delle istituzioni che andavano ai funerali, ma la gente lo avvertiva con quella specie di capacità intuitiva che ha il popolo. Il popolo ti capisce, non ha bisogno che gliele spieghi le cose, le capisce. E allora si scagliavano contro quei potenti che pretendevano, questo accadde allora, pretendevano che la gente fosse fuori dalla cattedrale di Palermo, che la gente non potesse stare vicino ai suoi morti perché dentro ci dovevano stare gli uomini del potere. La gente spezzò i cordoni, ma non c'era bisogno perché gli agenti di polizia li fecero passare. Non se la sentivano di tenere fuori quella gente per difendere quelle istituzioni da cui la gente si sentiva già tradita. Questa è la verità che noi oggi dobbiamo testimoniare ora per allora. E allora perché oggi, ancora oggi, 20 anni dopo, così come accadde allora, la famiglia di Paolo Borsellino celebrò da sola i funerali, non volle i funerali di Stato, non volle andare in cattedrale, andarono nella chiesa dove Paolo Borsellino andava, nella sua parrocchia, e non vollero celebrazioni ufficiali. La vera sconfitta delle istituzioni, la vergogna, non sono i magistrati che cercano la verità, è il fatto che 20 anni dopo ancora i familiari di Paolo Borsellino dicano che non vogliono avere corone di fiori e discorsi ipocriti di chi non ha voluto la ricerca della verità e di chi ancora oggi la verità non può mai fare male alla democrazia. È l'assenza di verità che ferisce e uccide la democrazia. Questo noi l'abbiamo imparato in questi 20 anni e mi domando come ancora oggi non si possa comprendere la gravità del fatto che noi dopo 20 anni non sappiamo ancora una verità ufficiale, una verità che possa condannare chi va condannato e scagionare chi va scagionato. L'idea che oggi, siccome siamo in emergenza, dobbiamo essere tutti corazzieri, tutti in difesa di istituzioni che non fanno nulla per poter essere difese, beh, questa è un'idea che non va bene. La verità
è il presupposto di una democrazia, perché senza trasparenza non c'è democrazia. Quando i misteri si fanno troppi, la democrazia è sempre malata. Oggi noi questo lo testimoniamo, oggi come 20 anni fa. Noi siamo coerenti, altri no. Sempre dalla parte della ricerca della verità, perché per un cronista la verità, quella che riesce a provare, quella che riesce a intuire, quella che riesce a raccontare, senza questa verità non esiste il giornalismo libero, e senza il giornalismo libero non esiste la libertà. Paolo Borsellino sapeva bene che la lotta alla mafia non è solo un fatto di magistrati, e infatti andava spesso nelle scuole. E una delle frasi più belle che io porto dentro di me come una lezione, che penso che tutti noi dovremmo portare come una lezione da apprendere e da dire agli altri, e quando Paolo Borsellino diceva, rivolto ai giovani, parlava del fresco profumo di libertà che emana da una società che non ha bisogno più, che non vuole più, che respinge i compromessi, che respinge anche il piccolo compromesso quotidiano con la mafia, che nei suoi comportamenti si libera dalla mafia. Perché noi siamo il paese dove c'è, e in quella vicenda 20 anni fa, così come ancora oggi, dove convivono il coraggio e l'ignavia, il tradimento e la lealtà, la verità e la menzogna. Oggi, come allora, noi siamo costretti a chiedere, in nome di Paolo Borsellino, in nome delle persone che sono morte con lui e per noi, siamo ancora costretti a chiedere verità e giustizia al di là di ogni santuario. Ringraziamo veramente tanto di queste parole di democrazia. Non sempre lo Stato non è presente in queste iniziative, per fortuna ci sono eccezioni rare, ma ci sono, come il vicepresidente della Commissione Cultura, Pier Felice Zazzera, che deve scappare via e che voleva fare un saluto non solo come vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera, ma anche come rappresentante di una delle regioni del Sud dove purtroppo la Puglia, criminalità organizzata, è ancora presente. Io vi ringrazio, davvero poche parole, perché voglio dire, questo è un momento in cui dobbiamo riflettere insieme. Io credo che questo è un paese che ha paura di conoscere la verità, qualunque verità. E io mi rivolgo al presidente Giorgio Napolitano: non avere paura della verità, qualunque sia questa verità, qualunque sia questa verità. E questo è un paese sotto ricatto, sotto il ricatto lì dentro, in quel palazzo dove noi siamo, abbiamo istituzioni ricattate da una trattativa con la mafia. Questo è quello di cui io come cittadino italiano mi vergogno, e mi fa schifo che lo Stato possa aver trattato con la mafia. E allora io credo che, voglio dire, ricordare Borsellino come ricordare Falcone, come ricordare Chinnici, dobbiamo farlo ogni giorno. E dobbiamo farlo non con le parole, ma dobbiamo farlo con i comportamenti di ogni giorno, con le scelte politiche di ogni giorno. Per esempio, chiedo a questo governo che l'antimafia si comincia dalle scuole, non chiudendole, ma aprendole, dandogli soldi, restituendogli gli 8 miliardi, altrimenti la cultura della legalità non ci sarà mai. E allora, buon viaggio Italia! Ma Italia buona, Italia onesta. Ciao. Grazie per Felice. Tra l'altro mio compaesano, perché sono pugliese anch'io. Allora, il 4 maggio dell'89, a proposito di cultura, a proposito di scuola e a proposito di formazione, il giudice Paolo Borsellino, proprio qui a Roma, al liceo Visconti di Roma, tenne una conferenza incentrata sul tema dell'importanza dei giovani nella lotta alla mentalità mafiosa. Ci ricordano le cose che disse allora Carlo e Danilo.
A questa domanda bisogna dare subito una risposta cruda, perché se la mafia fosse soltanto criminalità organizzata, una forma pericolosa quanto si vuole di criminalità organizzata, il problema della mafia interesserebbe soprattutto gli organi repressivi dello Stato, polizia e magistratura, e ai giovani della scuola fregherebbe ben poco, se non come interesse generale, a che la criminalità organizzata venisse comunque repressa. E questo era sostanzialmente il discorso che si faceva, o era sotteso fare in Sicilia sino a qualche tempo fa, perché in effetti nessuno pensava di andare a parlare ai giovani di mafia, nessuno pensava di entrare nelle scuole a parlare di mafia, nessuno pensava di parlare di mafia addirittura all'interno delle famiglie. E allora avveniva qualcosa di strano, avveniva che proprio perché la mafia non è soltanto una forma di criminalità organizzata, i giovani siciliani crescevano in una curiosa situazione, quella di non sentirsi parlare mai di mafia da nessuno. La ragione fondamentale della crescita e dell'allignare della mafia nelle nostre regioni è stato questo senso di sfiducia nello Stato, nelle istituzioni pubbliche, che portava a indirizzare la fiducia verso queste organizzazioni che, diciamolo francamente, ha vissuto a luogo e a lungo in un consenso generalizzato. Non che molti siciliani fossero mafiosi, non che molti acconsentissero alla mafia, ma purtroppo molti erano, e probabilmente ancora in gran numero sono, soggetti alla grande tentazione della convivenza, cioè di vivere con la mafia, perché questo tutto sommato può pure portare dei vantaggi. E allora perché è necessario, era necessario, sarebbe stato necessario parlare da tanti anni ai giovani siciliani nelle scuole? Per insegnare a questi giovani a essere soprattutto cittadini, per insegnare a questi giovani soprattutto che il consenso deve andare verso le leggi, il consenso deve andare verso lo Stato, il consenso deve andare verso le istituzioni pubbliche e non verso istituzioni che hanno bisogno di questo consenso soltanto per fare i propri particolari interessi e non gli interessi di carattere generale. E perché è necessario parlare anche ai giovani di altre regioni d'Italia di queste cose? Oggi c'è il grosso, enorme direi, pericolo che con questo enorme potere che hai nelle mani, per la disponibilità degli enormi introiti del traffico delle sostanze stupefacenti, la mafia invada, come sta invadendo a macchia d'olio, tutta l'Italia e che riesca un domani a polarizzare anche nel resto d'Italia quella forma di consenso che l'ha resa pressoché, non voglio dire indistruttibile, ma l'ha resa così potente in Sicilia. Tanto potente che talvolta sembrano o appaiono inutili tutte le forme di repressione, anche quelle più dure, e probabilmente inutili sono se nei confronti della mafia ci si continua a limitare ad attività meramente repressive e giudiziarie e si continua a delegare a magistrati e polizia la lotta contro la mafia senza riflettere che bisogna togliere attorno alla mafia l'acqua in cui questo immondo pesce nuota. E l'acqua la si toglie insegnando ai giovani a diventare cittadini, a sapersi riconoscere nelle istituzioni pubbliche. Ecco perché il discorso che si fa a proposito della mafia è un discorso che va fatto ai giovani di tutta Italia. E i giovani lo vanno imparando velocemente a diventare cittadini, anche quelli delle province più interne della Sicilia. Io opero in una provincia ad alto tasso mafioso, vado spesso a parlare in paesi dell'interno, del Belice, e mi viene detto: ma come mai vai lì? Quella è una zona dove è meglio non andare a parlare di queste cose. Invece io mi sono accorto che mentre sono resti ad ascoltare certi discorsi, quelli della mia generazione o delle generazioni precedenti, i giovani ascoltano, fanno tesoro. La coscienza giovanile dei cittadini contro la mafia, che è poi la coscienza di star diventando cittadini, va crescendo e va crescendo velocemente. Soltanto per questo è solo metà del cammino, perché quando anche tutti i giovani imparassero veramente a diventare cittadini e a rifiutare queste forme di organizzazione che si pongono in alternativa sotto questo profilo allo Stato, sarebbe stato fatto metà del cammino, perché l'altra metà del cammino debbono farla le istituzioni, altrimenti questo incontro a metà strada fra i giovani che crescono e le istituzioni che rispondono a questa crescita culturale dei giovani non può avvenire.
e sino a quando, purtroppo, le istituzioni saranno intese dalle organizzazioni partitiche come posti di occupazione, sino a quando i pubblici amministratori non impareranno che i loro incarichi sono loro attribuiti per l'interesse pubblico e non per gli interessi particolaristici, singoli, di fazione, di lotte, sino a quando occuperanno quelle poltrone, occuperanno quei posti soltanto per rispondere agli interessi dei loro partiti o delle loro lobby, questo incontro non potrà avvenire. Ecco perché, se da un lato si deve parlare ai giovani di mafia, soprattutto per insegnar loro a diventare cittadini, dall'altro meritorie sono quelle iniziative, e anche a Palermo ve ne sono, dove bisogna insegnare ai politici a fare politica, che significa soprattutto agire nell'interesse di tutti e non nell'interesse né dei singoli né delle fazioni. Io voglio ringraziare coloro che fino adesso hanno fatto queste letture e anche quelli che seguiranno. E vi do una notizia, che è quella che, oltre a noi che siamo presenti qui, in questo momento in contemporanea che stanno guardando lo streaming, sono 452 persone, mi dicono, che stanno guardando questa diretta streaming, e le migliaia di persone che l'hanno vista durante tutto il giorno, perché dalle 4:30 che la mandiamo in onda. E credo che questo successo sia da... bisogna fare un applauso grandissimo. A proposito, si parlava di giovani che vogliono sapere e che vogliono conoscere la verità. E l'applauso io lo farei a Chiara Manetti e a tutti i giovani di TV Lazio, che in questi giorni, in questi 3-4 giorni, invece di andare al mare, invece potevano fare qualsiasi altra cosa in questa calda estate, sono stati in ufficio a trovare i brani, a organizzare, a diffondere sui social network questa iniziativa, e credo che a loro vada riconosciuto il merito di aver voluto tenacemente e fortemente questa iniziativa, e quindi credo che un altro applauso bello forte a loro sia giusto. Adesso parliamo di Walter Eddy Cosina, ucciso a 31 anni, era giunto volontariamente a Palermo qualche settimana prima, subito dopo la strage di Capaci, proveniente dalla questura di Trieste. Non mi hanno scritto... Carmela. Mi manca il tuo sorriso, il tuo non prenderti mai troppo sul serio, la tua aria sorniona, i tuoi abbracci. Quanto orgogliosa ero nel raccontare ai miei amici di avere uno zio poliziotto, quella tua aria misteriosa quando ti preparavi per andare alla... La fierezza di tenere vicino al petto il distintivo, la calma, la pacatezza con le quali ci salutavi quando partivi per qualche missione. E io ti aspetto, ma tu non torni. Eri una persona generosa, altruista, molto legata alla tua famiglia, e queste due qualità ti hanno portato alla scelta di essere un servitore dello Stato. Per te la famiglia era il cuore dello Stato, e lo Stato era nel tuo cuore. Amavi l'Italia, eri fiero di essere italiano. Con grande orgoglio indossavi la divisa, credevi nel tuo lavoro, nelle istituzioni, in un'Italia unita, pulita. La professionalità, l'amore per la patria e soprattutto il grande amore per il prossimo ti hanno fatto diventare un agente di scorta e non ultimo il coraggio di rivendicare i tuoi diritti, i diritti di tutti. Il diritto alla giustizia, alla legalità, alla vita, compiendo fino in fondo il tuo dovere. E io ti aspetto, ma tu non torni. E tua mamma, le tue sorelle ti hanno riportato a Trieste con un vuoto nell'anima, e tu oggi mi hai riportato a Palermo, perché qui hai deciso di aspettarmi, nella tua Italia, nella nostra Italia. Oggi sono qui con animo fermo, ora non ti aspetto più, Eddy, perché tu non sei mai andato via. Eddy, tu continui a vivere, perché ti hanno fatto il dono dell'immortalità. L'immortalità è la virtù dei coraggiosi, e i coraggiosi muoiono una volta sola, e tu vivrai per sempre. Grazie. Dicevo che questa iniziativa è stata ideata dai ragazzi di TV Lazio e portata avanti anche dalla TV nazionale, però ci sono vari movimenti, tra i quali Popolo Viola, Libera e Move On Italia, che hanno aderito di buon grado all'iniziativa, anche se era un'iniziativa organizzata da un partito. E adesso ci facciamo spiegare da Marco 40, che l'ho visto qua in giro, se c'è... Non c'è più Marco? Marco, dai, spiegaci perché, soprattutto nello spirito del Move On, del quale anch'io mi onoro di far parte, spiegaci perché nello spirito del Move On collaborare con i partiti anche per iniziative come questa. Noi abbiamo un'idea molto precisa, crediamo che molti cittadini siano d'accordo in questa opinione e stiamo cercando di fare in modo che sia dentro tutti noi. L'idea è che comunque la politica ci appartiene,
l'idea che i partiti non sono in assoluto né buoni né negativi, semplicemente vanno cambiate le cose insieme. Ovviamente l'opinione che si può avere adesso dei partiti, diciamo tranquillamente, è devastante, perché hanno avallato qualsiasi cosa incredibilmente sbagliata. C'è stupore, c'è sconcerto. Noi stiamo adesso di là con l'articolo 21, ovviamente quando si ricorda l'informazione, quando si ricorda cosa succede in Italia, si ricorda anche i CIE, si ricorda che non si può entrare dentro i carceri dove ci sono, anzi i centri di accoglienza, che è carcere appunto, dove ci sono gli immigrati, e Maroni si vanta di poter dire che il razzismo va bene per prendere voti, e Monti sappiamo che ha detto che avrebbe voluto Maroni nel governo. Perché dico questo? Dico questo che in questo giorno dolorosissimo, dove anche noi cittadini, noi abbiamo uno stemma, dove ci sono i cittadini che stanno intorno a questo Parlamento, perché vogliono bene la politica, vogliono cambiarla insieme, e sono molto preoccupati delle divisioni che ci sono anche tra i cittadini. Noi per esempio stiamo facendo questa riforma della RAI che presenteremo il 12 ottobre, ancora di più lavorando con i cittadini, e crediamo che non si può pensare che ci sono solo i nomi dei politici. Non è possibile Grillo, Monti, Berlusconi, Di Pietro, Bersani. A noi interessa le persone che stanno dentro questi partiti. Ci interessa le persone che costruiscono la democrazia insieme e che possono immaginare che lo Stato faccia parte delle loro scelte, faccia parte delle loro idea di cambiamento. Ovviamente se ci pensate, sono quello che ha detto Borsellino continuamente e Falcone. Loro credono che le idee possano camminare le nostre gambe, e non possiamo non dire in questa giornata così dolorosa, ma cercando di trasmettere positività, la possibilità di poter cambiare, che è molto grave che in questo giorno, veniamo da 2 giorni in cui si parla delle istituzioni in cui dicono va bene non sapere le cose. È chiaro che quando veniamo e ricordiamo dell'agenda rossa fa molto male, e il fatto che ci siano dei contrasti così forti fra istituzioni in Parlamento fa solo male alla democrazia. Quindi noi nel nostro piccolo come cittadini invitiamo anche il Presidente della Repubblica, anche i partiti, anche Bersani ad abbassare il tono dello scontro, ma a pensare a sapere cosa è successo sul serio. Quindi stare molto più attenti alla sostanza delle cose e avere meno la sensazione che si litiga per potere. Questa è la cosa che lo si sente fra le persone. Penso che tutti ci accorgiamo dello stato d'animo negativo che sentiamo in giro. Tutti siamo molto quasi ormai abituati che i partiti sono separati, che i cittadini sono separati, che non ci siano proposte comuni. E noi vogliamo stare in questo discorso, vogliamo stare nel discorso dove Obama è riuscito è stato spinto dai cittadini, moveon.org, i cittadini hanno spinto il cambiamento rispetto alla Clinton, rispetto al fatto che avevano accettato che ci fosse Bush che potesse imbrogliare le elezioni. Noi vogliamo nel 2013 dei politici e delle persone che si mettono insieme e che non accettino più questa vergogna inaudita. Sapere che ci sono dentro le istituzioni persone che sono indagate per mafia e sono dentro il Parlamento non potrà mai più succedere. Grazie mille. Grazie mille Marco, grazie. Credo che questa iniziativa che stiamo organizzando, che abbiamo organizzato e che organizziamo tutti gli anni, è la dimostrazione che non tutti i partiti sono uguali, mi sembra, no? Giusto? E questo è importante da sottolineare. A proposito dell'inadeguatezza dei partiti politici nella lotta alla mafia, chiamo Andrea che ci legge un estratto della lezione del 26 gennaio 89 che Paolo Borsellino tenne all'Istituto Tecnico Professionale di Bassano del Grappa. L'equivoco su cui spesso si gioca è questo: si dice quel politico era vicino a un mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con le organizzazioni mafiose, però la magistratura non lo ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E no, questo discorso non va,
perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire beh ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giudiziaria che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Però, siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi, che non costituivano reato, ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza. Si è detto, questo tizio non è stato mai condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un poco, ma tu non ne conosci gente che è disonesta, che non è stata mai condannata, perché non ci sono le prove per condannarla, però c'è il grosso sospetto che dovrebbe quantomeno indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia, a non soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti, anche se non costituenti reati. Grazie mille. Beh, io credo che abbiamo fatto un minuto di silenzio, però a questo punto c'è bisogno anche di dire la nostra, c'è bisogno di urlarla, rispetto alle cose che diceva Paolo Borsellino anche del rapporto tra mafia e Stato. E allora mi permetto di chiedere, di suggerire, di gridare uno slogan tutti insieme: fuori la mafia dallo Stato! 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 Facciamoci sentire anche per quelli che stanno passando! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Credo che oltre al silenzio sia necessario anche far sentire la nostra voce, e adesso sentiamo la voce di Pino, che smette di fare il fotografo e fa il lettore, e lo ringraziamo molto. È un ricordo di Vincenzo Fabio Limuli, ucciso a 22 anni, che aveva ottenuto pochi mesi prima la nomina ad agente effettivo. Sei stato un ragazzo semplice e soprattutto onesto, a cominciare dalle piccole cose quotidiane a quelle grandi, come la scelta del tuo lavoro che hai sempre amato. Sei cresciuto velocemente, sei sempre stato grande, fino ad arrivare all'età di 22 anni. Avevi conosciuto l'amore vero, eri pieno di progetti, discreto e silenzioso per le cose che riguardavano il tuo lavoro. Non sapevamo che facevi la scorta al giudice Borsellino. Eri consapevole del rischio che correvi. Gli ultimi giorni avevi un aspetto preoccupato e la notte non dormivi, passeggiavi per casa. Alla tua fidanzata Vittoria continuavi a dire che l'amavi troppo e che le saresti stato sempre accanto. Tu lo sapevi e hai affrontato tutto perché credevi in quello che facevi. E allora grazie Fabio per quello che hai dato nella tua breve vita alla tua famiglia. Grazie perché il tuo sacrificio è di esempio. Grazie per la tua vita donata consapevolmente per servire lo Stato italiano in cui hai sempre creduto e che hai servito fedelmente. Grazie. Io scusatemi, una cosa la devo fare. Agende rosse, figuriamoci. A proposito di agende rosse, proprio Salvatore Borsellino, nella commemorazione, nel ricordo dei 20 anni della morte di suo fratello, poche ore fa a Palermo ha detto: quest'anno non sono qui per Paolo, ma perché ci sono dei giudici vivi da proteggere. Sono qui per questi magistrati, li vogliamo vivi, non li vogliamo piangere. Vogliamo dei magistrati che indaghino e trovino la verità, e non permetteremo che nessuno si ponga come ostacolo alla ricerca di questa verità e giustizia, fosse anche il Presidente della Repubblica.
E a proposito di questi magistrati vivi, ne ascoltiamo uno, il giudice Ingroia. Prego. Tutti conosciamo Paolo Borsellino, il giudice eroe. Chi era Paolo Borsellino persona? Beh, innanzitutto era un uomo di grande umiltà, che non faceva mai pesare nei suoi interlocutori la sua autorità e la sua autorevolezza. In secondo luogo era un uomo di grande dirittura morale, intransigenza anche morale, aveva dei valori di riferimento e su questi era molto fermo e intransigente. E poi era però un uomo aperto al dialogo, bravo ad ascoltare, bravo moltissimo anche a raccontare, perché era un gran conversatore e in questo modo coinvolgeva gli altri, per questo amava circondarsi di giovani magistrati rispetto ai quali è stato un maestro per un'intera generazione. Qual è il ricordo di Paolo Borsellino che porta più caro con sé? Beh, quello certamente più caro è quello del Paolo Borsellino degli anni di Marsala, lui era il procuratore capo, io sostituto a Marsala, agli inizi della mia carriera, il Paolo Borsellino che sapeva scherzare, sapeva anche raccontare che sono barzellette in dialetto siciliano, ma poi intramezzava queste cose con i racconti dei momenti più duri, più difficili, dell'impegno del maxi processo. Un altro ricordo ovviamente indimenticabile, un po' più pesante, è il secondo Paolo Borsellino, diciamo così, il Paolo Borsellino invece di Palermo, il Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci, dopo la morte del suo amico e collega Giovanni Falcone, che è un uomo che non sapeva più sorridere, era un uomo però che nonostante fosse piegato dal dolore aveva trovato l'energia e la forza per continuare per la stessa strada. Che cosa insegna la storia di Paolo Borsellino? Beh, deve insegnare che gli uomini anche più straordinari, più forti, anche i fuoriclasse, hanno bisogno però di un sostegno. Quando rimangono soli, quando rimangono isolati, purtroppo finiscono per essere colpiti dai poteri forti, dai poteri criminali. E Borsellino aveva dietro di sé, quando venne ucciso, un gruppo di giovani, aveva un pezzo di società, ma era, ciononostante, abbastanza isolato dentro le istituzioni, dentro il paese, e questo ne determinò quella sovraesposizione che poi lo ha condannato a morte. Che aria si respirava nell'Italia di allora? Beh, si respirava un'aria pesante, perché i poteri mafiosi avevano una forte capacità di incidenza, c'era anche però un'aria di voglia di riscatto, l'indignazione degli italiani onesti, quelli che si erano ribellati perfino contro lo Stato, le autorità, che dopo la morte di Falcone, ai funerali di Falcone, ai funerali di Borsellino, la gente che voleva reagire contro uno Stato che aveva lasciato soli i suoi servitori più importanti e più fedeli. E oggi che aria si respira? Beh, oggi si respira un'aria, credo, complessivamente migliore di quella di allora, perché è più ampio l'arco della società, soprattutto nei giovani, che ha visto in uomini come Falcone e Borsellino, molti giovani che magari non erano neanche nati a quel tempo, ma che continuano a vedere in uomini come Falcone e Borsellino dei modelli di riferimento, e perciò si è creato un ampio movimento nell'Italia che vuole più verità, più giustizia, più legalità, e chiede di partecipare. C'è una grande voglia di partecipazione alla vita pubblica e quindi c'è questo forte desiderio di cambiamento. C'era anche negli anni 90, subito dopo le stragi, e quella voglia di cambiamento non ha prodotto i frutti voluti, e mi auguro che questa nuova stagione sia migliore nei suoi risultati di quella degli anni 90. Che differenza c'è fra la mafia che combattevate allora e la mafia di oggi? Beh, la mafia di allora è una mafia con la quale sentivi il corpo a corpo, direi quasi sentivi l'odore dell'assassino mafioso che trovavi di fronte, e rispetto al quale c'era lo scontro del muro contro muro. La mafia di oggi, da un lato,
dal punto di vista militare è stata certamente ridimensionata e meno pericolosa. Però è diventata molto più insidiosa dal punto di vista delle capacità di condizionamento complessive. La mafia oggi è soprattutto potere finanziario con grande capacità di condizionamento sulla politica e questo naturalmente rischia di restringere gli spazi di libertà di tutti noi. Indagando per vicende di mafia si arriva sempre alla politica, sin dall'omicidio Notarbartolo fino alla trattativa dei nostri giorni. Chi ha ucciso Borsellino, la mafia o la politica? Beh, un po' l'uno e un po' l'altro, anche perché non esiste mafia senza politica. Spero che esista un domani una politica senza mafia, ma fino ad oggi in realtà c'è stato un binomio, mafia politica, politica mafia. E allora Borsellino è stato ucciso materialmente, certamente da mano mafiosa, ma la politica ebbe un suo ruolo in quel clima di isolamento e di esposizione che colpisce inevitabilmente ogni uomo anche dello Stato, non solo gli uomini dello Stato, ma soprattutto gli uomini dello Stato che vanno avanti per la loro strada senza guardare in faccia a nessuno, applicando il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, non tenendo conto di trattamenti privilegiati o addirittura di pretese di impunità che spesso hanno avuto i potenti di ogni stagione, ai tempi di Falcone e Borsellino e ai tempi di oggi. Falcone e Borsellino sono stati ignobilmente assassinati. Il frutto del loro lavoro è morto con loro? No, direi di no. Il frutto del loro lavoro è proseguito e c'è una generazione di allievi di Falcone e Borsellino che potremmo dire si sono un po' impadroniti di molti palazzi di giustizia. È stata un po' la presa del potere degli eredi di Falcone e Borsellino. Falcone e Borsellino erano molto più isolati di quanto non siamo noi in questo diciamo siamo un po' più privilegiati diciamo, rispetto a loro, è stato anche in virtù del loro sacrificio che questo c'è stato. Che per carità in alcuni settori della magistratura e della società italiana sono stati coltivati e utilizzati, ma c'è una grande parte del paese che in questi ultimi anni l'ha proprio dimenticato. Allora è come un tesoro adagiato sul fondo del mare, dell'oceano del nostro paese, bisogna un po' tirare su questo tesoro, portarlo alla luce. Quanto manca la verità? E c'è un bel tratto di strada. Sono trascorsi 20 anni da quella stagione e addirittura ci siamo resi conto, dopo quasi 20 anni, che c'era stata addirittura una verità giudiziaria in sentenze definitive che era una verità in parte fasulla, frutto dei depistaggi. E si è ricominciato a ricostruire un'altra verità più aderente alla verità vera, alla verità reale. La Procura di Caltanissetta è impegnata su questo fronte, la Procura di Palermo per la sua parte per l'indagine sulla trattativa che secondo i colleghi di Caltanissetta è strettamente collegata con la strage di Via D'Amelio. Io direi che sono emersi negli ultimi anni pezzi di verità molto importanti, più di quanto non si fosse riuscito a fare fino ad oggi, però c'è ancora tanta strada da fare e non dipende solo dalla magistratura, dipende dalla politica, dipende dai cittadini, bisogna creare le condizioni. Quando una verità è difficile, la verità è conquista collettiva, ognuno deve fare la sua parte. Se un ragazzo nato dopo il 92 le chiedesse che cos'è la trattativa, come glielo direbbe? Direi che è il ripetersi di una vecchia storia, di uno Stato che ogni volta che si è trovato in guerra con la mafia ha fatto la guerra per qualche anno per cercare poi dietro le quinte subito una pace, una tregua attraverso la trattativa. Ed è quello che lo dicono ormai anche sentenze definitive da qualche anno di tribunali, corti d'assise di Firenze, di Caltanissetta, quella trattativa che fu anche negli anni 90, quando lo Stato, quasi in ginocchio sotto i colpi dello stragismo mafioso, cercò un accordo con la mafia e
pensando forse, facendo male i calcoli, pensando di poter fermare lo stragismo. Invece, come molti giudici hanno scritto in alcune sentenze, quella tentativa è stato un effetto acceleratore delle stragi, perché i mafiosi pensarono che allora quel metodo pagava, era pagante, e quindi bisognava ancora più alzare il prezzo facendo altre stragi. Ci sono rischi per la chiusura delle indagini? No, io credo che non ci sono rischi, non c'è stata nessuna interferenza diretta sulle indagini, le indagini sono arrivate a completamento, si farà un processo. Io mi auguro che ci sia attorno a queste indagini, a questo processo che giurerà appunto per davanti al giudice, per carità è giusta la critica, la libertà di opinione, ma che ci sia un clima sereno, perché nuoce alla serenità della magistratura che si creino scontri e conflitti. 20 anni dopo, secondo lei, si è riusciti a tenere vivo l'insegnamento di Paolo Borsellino? Io credo di sì, per merito di tanti italiani, magistrati, familiari, l'associazionismo, tanti insegnanti che operano nelle scuole, molti giovani, però non si è valorizzato fino in fondo, bisogna fare e si può fare di più. Qual è il miglior modo per ricordare Paolo Borsellino il 19 luglio? Innanzitutto ricordare la sua figura non come un santino, ma come un uomo certo coraggioso come pochi, ma un uomo, e soprattutto impegnarsi quotidianamente guardando in Borsellino come modello di riferimento, come cittadino attivo che credeva nei valori della Costituzione. Allora, Antonio Ingroia, una delle cose che ha detto e che i cittadini devono fare la loro parte, stiamo facendo, ma che anche la politica deve fare la loro parte. Però io vorrei chiamare qua sul palco, vedo che c'è un senatore che è Stefano Pedica. Stefano, volevo chiederti una cosa, se vieni un attimo qui, e ti volevo chiedere un giudizio sul tuo collega al Senato, che oggi ha detto che la trattativa mafia-Stato è stata una trattativa utile, e che ha detto che i giudici sono matti, e che ha detto, scherzandoci sopra, che Borsellino e Falcone li ha uccisi lui addirittura, e Marcello Dell'Utri. Ecco, che idea ti sei fatto di questo personaggio? È un'idea di una persona malata sicuramente, perché una persona che risponde così dopo che ha ricevuto l'ennesimo avviso di garanzia, l'abbiamo letto sui giornali, è una persona che ad oggi non si può considerare come un rappresentante dello Stato, ma un rappresentante della mafia. Questo è logico, lo abbiamo denunciato più volte, non si può dire altro che confermare quello che è. E quello che è rappresentato da chi è stato Presidente del Consiglio fino a pochi mesi fa, fino a quando appunto ce lo siamo tolti di torno. Certo è una situazione imbarazzante dove dobbiamo rispondere come abbiamo risposto, che si deve vergognare per le parole che ha detto. Le persone che stanno aiutando lo Stato si chiamano Ingroia, si chiamano Paolo Borsellino, bisogna appunto prendere esempio da loro, dalla loro lotta e da quello che in poche parole Antonio Ingroia, e vi voglio leggere appunto questo passaggio che oggi ha scritto per un quotidiano, e dice in poche parole quello che pensiamo tutti noi: un po' più stanchi, un po' più soli, un po' più consapevoli delle luci e delle ombre, delle conquiste e delle perdite, dei pieni e dei vuoti. L'auspicio di tutti noi, credo, con le parole di Antonio Ingroia, è di una coesione istituzionale spesso smarrita verso un unico obiettivo, la piena verità sulla strage di Via D'Amelio e sulla scomparsa di Paolo Borsellino, maestro mio e di tutti, una verità che dobbiamo a tutti i costi, che dobbiamo ad un grande della nostra Repubblica, ai suoi familiari, a tutti noi cittadini democratici, perché senza verità non c'è democrazia. Queste sono le parole che noi condividiamo e che sottoscriviamo non solo alla Camera ma in tutta Italia.
Grazie mille, grazie mille. E continuando a parlare di quello che è successo 20 anni fa, arriviamo al 4 luglio di 20 anni fa, Paolo Borsellino torna a Marsala, come diceva Imbroia, che è stato suo procuratore, vice procuratore a Marsala, città della quale era stato procuratore per 6 anni. Nonostante i 1000 impegni, la tragedia della strage di Capaci, Borsellino incontra i suoi colleghi e amici per ringraziarli della bellissima esperienza a Marsala, e chiedo a Mario di leggere questo passo. Questo incontro avviene dopo diversi mesi che io sono andato via dalla procura di Marsala. Avviene così tardi per colpa mia, perché il lavoro che mi ha preso pesante e impegnativo a Palermo ha fatto sì che io più volte pregassi i colleghi che volevano farmi questo saluto a posticipare la data. E purtroppo in questo periodo è avvenuto qualcosa che fa sì che io oggi vi ringrazio per queste parole di affetto. Vi ringrazio come uomo profondamente cambiato, nonostante siano trascorsi pochi mesi da quando sono andato via da Marsala. Voi sapete perché, lo immaginate perché sono profondamente cambiato dopo questa tragedia che ha sconvolto la nostra patria, la nostra Sicilia e noi tutti. Tragedia che, come ho detto, mi ha fatto temere e mi fa temere ancora di aver perduto l'entusiasmo. Spero che questo entusiasmo mi ritorni. Ritrovarmi con le persone con le quali ho passato la bellissima avventura della mia permanenza a Marsala mi ricorda l'entusiasmo con cui l'ho vissuta, e spero che questo entusiasmo, nonostante quello che è successo e che mi ha così profondamente colpito, mi ritorni anche nel nuovo incarico, perché ne ho molto bisogno. Io sono venuto a Marsala per poter continuare un lavoro che avevo iniziato a Palermo con Giovanni Falcone, e nonostante è vero che ami profondamente il mare, al di là di qualche strada struggente passata in riva allo Stagnone, parlando di lavoro con colleghi, poliziotti o carabinieri, delle bellezze di Marsala ne ho viste poche. Ho amato questa città, ma l'ho dovuta guardare e vedere quasi da lontano, attraverso i vetri blindati della mia macchina e del mio ufficio. Se non fosse avvenuta quella tragedia che è avvenuta a fine maggio, oggi vi potrei dire qui che io sono ritornato a Palermo non soltanto arricchito dell'esperienza di Marsala, ma dalla convinzione che questa esperienza mi impegnavo a portarla a Palermo per trasformare, utilizzare in un ambito più vasto ciò che qui avevo sperimentato. Purtroppo quello che è avvenuto a fine maggio mi induce, e ritengo ci induca tutti, ad una riflessione, perché ancora forse neanche più sappiamo quello che facciamo dopo, quello che faremo dopo. Io non so quello che farò dopo, perché la morte di Giovanni Falcone mi ha talmente colpito come magistrato, ma soprattutto, consentitemi, come uomo che ha vissuto con lui la sua vita fin da bambino, che oggi sono tanti gli interrogativi ai quali io non so dare risposta. Ma vi prometto che questi 6 anni che abbiamo vissuto assieme e questi momenti così commoventi che oggi stiamo vivendo assieme, per me, ma ritengo anche per voi, avranno sicuramente un peso, e un peso determinante nella risposta che io dovrò dare. Grazie mille Mario. E allora molto spesso si dice che la criminalità organizzata fa parte del sud, salvo piccole filiali che hanno per esempio qui dentro la Camera o al Senato, eccetera. Però per esempio qui nel Lazio la criminalità organizzata è anche presente, anche in alcune città del sud del Lazio, e volevo chiedere a Vincenzo Maruccio, segretario dell'Italia dei Valori, se vuole venire un attimo, un secondo, intanto per ringraziarlo per aver anche organizzato questa iniziativa, ma poi per chiedergli, Vincenzo, per chiederti il ruolo della criminalità organizzata anche purtroppo nella nostra regione. Ruolo, cioè dove c'è? Il ruolo, anzitutto grazie a voi che avete lavorato alacremente per creare questa giornata. Abbiamo messo solo a disposizione una struttura regionale per poter far sì che tutto ciò fosse possibile, e siamo orgogliosi di averlo fatto, perché noi siamo stati sempre dalla solidarietà e siamo stati sempre dalla parte di chiedere la verità di quello che c'è stato. Oggi ho sentito prima il senatore Pedica parlare dei rapporti di Dell'Utri, ma poco fa il fatto ha dato un'ulteriore
un'indiscrezione su Dell'Utri, o meglio, un'intervista su Dell'Utri che dice che ben venga la trattativa Stato-mafia se è servita a qualcosa. Quindi queste parole ci fanno inorridire, ci fanno essere più convinti di fare queste manifestazioni. Guardate, il Lazio è una dinamica particolare, Roma è una dinamica particolare per quanto riguarda la criminalità organizzata. Io sono originario di una regione che è la Calabria, che ha preso il sopravvento anche su Roma, basta leggere le cronache dei giornali per vedere tutti i locali che vengono sequestrati a Roma e tutto quello che c'è a Roma che riguarda la criminalità organizzata. Non dimentichiamo questa regione invasa nel sud pontino con la mafia di Fondi, dove questo partito unico e solo si è battuto per chiedere il rispetto delle regole e della legalità. E il comune di Fondi non è stato sciolto dall'allora Consiglio dei Ministri guidato da Silvio Berlusconi solo per questioni procedurali, o meglio hanno aspettato che si dimettessero per non dichiarare che erano mafiosi. Noi l'abbiamo gridato e l'abbiamo ricordato ad alta voce. La criminalità del Lazio serpeggia giornalmente, serpeggia nella pubblica amministrazione, serpeggia negli appalti pubblici, serpeggia in tutte quelle iniziative che ci vedono a noi come Italia dei Valori e come Italia dei Valori del Lazio dall'altra parte, cercarle di sconfiggere, prendendo esempio da Paolo Borsellino. Io il 19 luglio del 92 avevo 14 anni, me lo ricordo ancora, ero in un campo scuola dell'Azione Cattolica e ho assistito a questa notizia e là ho capito cosa vuol dire la mafia e là ho cominciato a riflettere su cosa potesse essere, come poteva cambiare l'Italia. L'Italia da ieri a oggi è cambiata, ma è cambiata in peggio, è cambiata con un senso di omertà e quindi non si è data giustizia a quelle morti che non sono morti per interessi personali ma per interessi di Stato. Quella gente che è stata trucidata è morta per fare salvi noi tutti, perché noi oggi siamo qua e possiamo parlare perché loro oggi sono morti e quindi Paolo vive per noi oggi e Paolo deve rimanere insieme a noi e deve rimanere non solo in questa piazza ma nella piazza di Palermo e nelle altre piazze d'Italia che si stanno sensibilizzando in questo momento. Grazie mille Vincenzo. E adesso c'è una lettera che la mattina del 19 luglio del 92 Borsellino aveva iniziato a scrivere e risposto a una professoressa di Padova che 3 mesi prima lo aveva invitato a un incontro con gli studenti di un liceo. Sono le ultime parole di Paolo Borsellino prima di morire, di essere ucciso. E Alessandro Lombardi, che tra l'altro è un preziosissimo collaboratore, avete visto che ha fatto lo streaming, ha fatto l'intervista in Groia e un applauso ci va, Alessandro. Grazie. Allora, oggi non è certo il giorno più adatto per risponderle, perché frattanto la mia città si è di nuovo barbaramente insanguinata. Ed io non ho tempo da dedicare neanche ai miei figli, che vedo raramente perché dormono quando esco da casa e al mio rientro, quasi sempre in ore notturne, li trovo nuovamente addormentati. Ma è la prima domenica, dopo almeno 3 mesi, che mi sono imposto di non lavorare e non ho difficoltà a risponderle, però in modo telegrafico alle sue domande. 1. Sono diventato giudice perché nutrivo grandissima passione per il diritto civile ed entrai in magistratura con l'idea di diventare un civilista, dedito alle ricerche giuridiche e sollevato dalla necessità di inseguire i compensi dei clienti. La magistratura mi appariva la carriera per me più percorribile per dar sfogo al mio desiderio di ricerca giuridica, non appagabile con la carriera universitaria per la quale occorrevano tempo e santi in paradiso. Fui fortunato e divenni magistrato 9 mesi dopo la laurea e fino al 1980 mi occupai soprattutto di cause civili, cui dedicavo il meglio di me stesso. È vero che nel 1975, per rientrare a Palermo, ove ha sempre vissuto la mia famiglia, ero approdato all'ufficio istruzione processi penali, ma ottenni l'applicazione, anche se saltuaria, ad una sezione civile e continuai a dedicarmi soprattutto alle problematiche dei diritti reali, delle dispute legali e delle divisioni ereditarie. Il 4 maggio 1980 uccisero il capitano Emanuele Basile e il commissario Chinnici volle che mi occupassi io dell'istruzione del relativo procedimento. Nel mio stesso ufficio, frattanto, era approdato, provenendo anch'egli dal civile, il mio amico d'infanzia, Giovanni Falcone, e sin da allora capii che il mio lavoro doveva essere un altro. Avevo scelto di rimanere in Sicilia ed a questa scelta dovevo dare un senso. I nostri problemi erano quelli dei quali avevo preso ad occuparmi quasi casualmente, ma se amavo questa terra di essi dovevo esclusivamente occuparmi. Non ho più lasciato questo lavoro e da quel giorno mi occupo pressoché esclusivamente di criminalità mafiosa.
E sono ottimista perché vedo che verso di essa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Questi giovani saranno adulti e avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. 2. La DIA è un organismo investigativo formato da elementi dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di Finanze. La sua istituzione si propone di realizzare il coordinamento fra queste tre strutture investigative che fino ad ora, con lodevoli ma scarse eccezioni, hanno agito senza assicurare un reciproco scambio di informazioni ed una auspicabile razionale divisione dei compiti loro istituzionalmente affidati in modo promiscuo e non codificato. La DNA invece è una nuova struttura giuridica che tende ad assicurare soprattutto una circolazione delle informazioni fra i vari organi del pubblico ministero distribuiti tra le numerose circoscrizioni territoriali. Sino ad ora questi organi hanno agito in assoluta indipendenza ed autonomia l'uno dall'altro, indipendenza e autonomia che rimangono nonostante la nuova figura del superprocuratore, ma anche in condizioni di piena separazione, ignorando nella maggior parte dei casi il lavoro e le risultanze investigative e processuali degli altri organi, anche confinanti, e senza che vi fosse una struttura sovrapposta delegata ad assicurare il necessario coordinamento e a intervenire tempestivamente con propri mezzi e proprio personale giuridico nel caso in cui se ne ravvisi la necessità. 3. La mafia, Cosa Nostra, è un'organizzazione criminale, unitaria e verticisticamente strutturata, che si contraddistingue da ogni altra per la sua caratteristica di territorialità. Essa è suddivisa in famiglie, collegate tra loro per la comune dipendenza da una direzione comune, la cupola, che tendono a esercitare sul territorio la stessa sovranità che su esso deve esercitare legittimamente lo Stato. Ciò comporta che Cosa Nostra tende ad appropriarsi delle ricchezze che si producono o affluiscono sul territorio principalmente con l'imposizione di tangenti, paragonabili alle sanzioni fiscali dello Stato, e con l'accaparramento di appalti pubblici, fornendo nel contempo una serie di servizi apparenti rassembrabili a quelli di giustizia, ordine pubblico, lavoro, eccetera, che dovrebbero essere forniti esclusivamente dallo Stato. È naturalmente una fornitura apparente perché a somma algebrica zero, nel senso che ogni esistenza e giustizia è soddisfatta dalla mafia mediante una corrispondente ingiustizia, nel senso che la tutela delle altre forme di criminalità, storicamente soprattutto dal terrorismo, è fornita attraverso l'imposizione di altra e più grave forma di criminalità, nel senso che il lavoro è assicurato a taluni, pochi, togliendolo ad altri, molti. La produzione ed il commercio della droga, che pur hanno fornito a Cosa Nostra di mezzi economici prima impensabili, sono accidenti di questo sistema criminale e non necessari alla sua perpetuazione. Il conflitto inevitabile con lo Stato, con cui Cosa Nostra in sostanziale concorrenza, hanno lo stesso territorio e si attribuiscono le stesse funzioni, è risolto condizionando lo Stato dall'interno, cioè con le infiltrazioni negli organi pubblici che tendono a condizionare la volontà di questi, perché venga indirizzata verso il soddisfacimento degli interessi mafiosi e non di quelli di tutta la comunità sociale. Alle altre organizzazioni criminali di tipo mafioso, Camorra, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita, difetta la caratteristica della unitarietà ed esclusività. Sono organizzazioni criminali che agiscono con le stesse caratteristiche di sopraffazione e violenza di Cosa Nostra, ma non hanno un'organizzazione verticistica ed unitaria. Usufruiscono inoltre, in forma minore del consenso, di cui Cosa Nostra si avvale per accreditarsi come istituzione alternativa allo Stato, che tuttavia con gli organi di questo tende a confondersi. 4. La lettera rimase incompiuta perché fu raggiunta da una telefonata e da una discussione molto accesa. Salvatore Borsellino scrive sul suo sito oggi: 10 ore dopo un telecomando azionato da una... Queste sono le parole di Salvatore Borsellino. 10 ore dopo, un telecomando azionato da una stanza di un centro dei servizi segreti civili, il SISDE, ubicato sul castello Otveggio, poneva fine alla vita di Paolo, ma non riusciva ad ucciderlo. Oggi Paolo è più vivo che mai, è vivo dentro ciascuno di noi e il suo sogno non morirà mai. Grazie Alessandro. E adesso ricordiamo Claudio Traina. Ha lavorato in polizia giovanissimo dopo essere stato a Milano e Alessandria. Aveva ottenuto da poco il trasferimento alla sua città, Palermo. Era sposato e padre di un bimbo piccolo. È il terzultimo intervento, quindi chiediamo di rimanere fino alla fine perché è importante ascoltare anche le ultime parole degli altri della scorta. E chiedo a Sara di leggere questo di Carlo Traina. Io non sapevo che era con Borsellino. Vedevo che dopo l'attentato a Falcone mio figlio era ancora più attaccato. Smontava dalla notte e veniva. La sera mi telefonava.
e mi chiedeva se andava tutto bene. Il giorno mi chiamava e mi chiedeva se avevo bisogno di qualcosa. Insomma, era più vicino. Il figlio di Claudio aveva 13 mesi quando lui è morto. Non se lo ricorda neanche suo papà. Siamo noi che gli parliamo del suo papà. Grazie mille, Sara. Abbiamo qui la presenza anche di Anna Maria Tedeschi. Gli chiediamo di dirci, ti volevo chiedere, tu il 19 luglio di 20 anni fa cosa facevi? Adesso sei consigliere regionale, ma cosa facevi allora e che impressione ti fece la notizia? Ero in vacanza, ero in Spagna e ricevetti questa notizia mentre stavamo uscendo, stavamo nella stanza d'albergo, stavamo uscendo, accendiamo la televisione e sentiamo questa notizia. E questa notizia è stata la seconda coltellata al cuore, perché poche settimane prima c'era stato il sacrificio di Giovanni Falcone. Quindi sentire a poche settimane di distanza che c'era stato quest'altra uccisione di quest'altro importante magistrato con tutta la sua scorta è stato un secondo colpo al cuore, ma non solo. La mafia che dice noi non uccidiamo una volta, noi a poca distanza ci permettiamo il lusso, siamo così forti, siamo così bravi, siamo così capaci, vi sfidiamo e vi ammazziamo poco dopo settimane, un'altra grande importante istituzione del paese e di questa regione. A poche settimane di distanza si permettono di compiere quest'altro grave delitto. Quindi cosa significa? Significa che loro pensavano, io uso l'imperfetto, pensavano, non voglio dire pensano, di essere ancora molto molto forti, ma se lo pensano vuol dire che hanno delle motivazioni che li spinge a pensare in questo modo, vuol dire che si sentono protetti, vuol dire che si sentono in qualche modo spalleggiati, agganciati. E noi perché siamo qui oggi? Perché abbiamo fatto questa manifestazione qui? Perché Chiara, insieme a tutti gli altri, insieme a tutti coloro che si occupano di organizzazione nell'ambito dell'ITV e ovviamente concertata, ne abbiamo discusso, perché siamo qui e non siamo da un'altra parte? Perché siamo davanti a questo palazzo? Perché? E non altrove? Questo non è un luogo scelto a caso. Se vogliamo chiedere verità qua, è perché forse la verità ce la deve dire qualcuno che sta là dentro e che non ci deve stare là dentro, non ci deve stare. Ma sapete, mentre gli altri parlavano da qui, mi sono soffermata a guardare non tanto noi che stiamo qui, ma a guardare i poliziotti che stanno dall'altra parte, gli occhi di quei poliziotti che stanno dall'altra parte. E non oso pensare cosa stanno pensando, non glielo posso chiedere perché non ci possono rispondere, non lo possono dire perché stanno in servizio, non lo possono dire perché stanno in servizio quei poliziotti che stanno lì, ma io me l'immagino quello che stanno pensando, me l'immagino quello che pensano mentre vedono queste fotografie, il sacrificio di questi colleghi. La domanda è un'altra, e quanti altri ancora? Quanti altri ancora ce ne saranno? A chi toccherà domani? A chi? Tanti sono rimasti sconosciuti. Loro, diciamo così, nella tragedia sono diventati famosi, tragicamente famosi. Ma quanti? Quanti sono rimasti sconosciuti? E quanti altri sono morti, cosiddetti morti per sbaglio? Nel Casertano, pallottole vaganti, madri di famiglia, bambini che avevano solo la colpa di stare insieme ai loro genitori e sono rimasti uccisi insieme ai genitori in attentati di camorra nel Casertano, a Napoli, o solo perché portavano il casco, solo perché avevano la colpa di portare il casco sono morti a Napoli, sono stati uccisi a Napoli. Ecco, tutto questo noi siamo qui oggi per chiederlo a chi? A chi sta là dentro e non ci dovrebbe stare, ma c'è un altro palazzo in questa città importante,
E anche in quell'altro palazzo noi vogliamo che ci sia qualcuno disposto a dirci la verità e non a chiedere di distruggere nastri che potrebbero essere compromettenti. Grazie onorevole. Chiamo qui Giuseppe perché a proposito delle preghiere rivolte a chi è nel palazzo, a chi è nell'altro palazzo, c'era una preghiera laica pronunciata molto bella da Antonino Caponnetto che era procuratore capo a Palermo e che ha visto morire i suoi ragazzi, una preghiera laica pronunciata durante il funerale di Paolo Borsellino, nella quale Caponnetto si rivolge al Presidente della Repubblica di allora, che era Oscar Luigi Scalfaro. Grazie. Queste sono le parole di un vecchio ex magistrato che è venuto nello spazio di 2 mesi 2 volte a Palermo con il cuore a pezzi a portare l'ultimo saluto ai suoi figli, fratelli e amici con i quali ha diviso anni di lavoro, sacrificio, gioia ma anche di amarezza. Soltanto poche parole per un ricordo, per un doveroso atto di contrizione che poi vi dirò e per una preghiera laica ma fervente. Il ricordo è per l'amico Paolo, per la sua generosità, per la sua umanità, per il coraggio con cui ha affrontato la vita e con cui è andato incontro alla morte annunciata, per la sua radicata fede cattolica, per il suo amore immenso portato alla famiglia e a tutti gli amici. Era un dono naturale che Paolo aveva di spargere attorno a sé amore. Mi ricordo ancora il suo appassionato e incessante lavoro, divenuto frenetico negli ultimi tempi, quasi che egli sentisse incombere la fine. Ognuno di noi, e non solo lo Stato, gli è debitore. Ad ognuno di noi egli ha donato qualcosa di prezioso e di raro, che tutti conserveranno in fondo al cuore. E a me in particolare mancheranno terribilmente quelle sue telefonate che invariabilmente concludeva con le parole «Ti voglio bene, Antonio». E io replicavo «Anch'io ti voglio bene, Paolo». C'è un altro peso che ancora mi opprime ed è il rimorso per quell'attimo di sconforto e di debolezza da cui sono stato colto dopo aver posato l'ultimo bacio sul viso ormai gelido ma ancora sereno di Paolo. Nessuno di noi, e io meno di chiunque altro, può dire che ormai tutto è finito. Pensavo in quel momento di resistere dalla lotta contro la delinquenza mafiosa, mi sembrava che con la morte dell'amico fraterno tutto fosse finito. Ma in un momento simile, in un momento come questo, coltivare un pensiero del genere, e me ne sono subito convinto, equivale a tradire la memoria di Paolo, come quella di Giovanni e di Francesca. In questi pochi giorni di dolore trascorsi a Palermo, e io vi confesso non vorrei lasciare più, ho sentito in gran parte della popolazione la voglia di liberarsi da questa barbara e sanguinosa oppressione che ne cancella i diritti più elementari e ne vanifica la speranza di rinascita. E da qui nasce la mia preghiera, dicevo laica ma fervente, e la rivolgo a te, Presidente. La gente di Palermo e dell'intera Sicilia ti ama, Presidente, ti rispetta e soprattutto ha fiducia nella tua saggezza e nella tua fermezza. Paolo è morto servendo lo Stato in cui credeva, così come prima di lui Giovanni e Francesca. Ma ora questo Stato, che essi hanno servito fino al sacrificio, deve dimostrare di essere veramente presente in tutte le sue articolazioni, sia con la sua forza, sia con i suoi servizi. È giunto il tempo, mi sembra, delle grandi decisioni e delle scelte di fondo, non è più l'ora delle collusioni, degli attendismi, dei compromessi e delle furberie, e dovranno essere, Presidente, dovranno essere uomini credibili, onesti, dai politici ai magistrati a gestire con le tue illuminate direttive questa fase necessaria di rinascita morale. E questo, a mio avviso, è il primo e fondamentale problema preliminare ad una vera e decisa lotta alla barbarie mafiosa. Solo così, attraverso questa rigenerazione collettiva, questa rinascita morale, non resteranno inutili i sacrifici di Giovanni, Francesca, di Paolo e degli ottagenti di servizio. Grazie. Grazie mille. Giuseppe, queste erano le parole di Antonino Caponnetto e adesso
l'ultima lettura, prima di lasciarvi con l'estratto del reportage adesso che si vede perché c'è un po' di buio, di Carmine Fotia. Chiamo Rosario qui. Sei tu, Rosario? Ti ricordi? Sì. Per concludere con le parole della mamma 87enne dell'ultimo martire del quale ci occupiamo oggi, Agostino Catalano, ucciso a 43 anni e che appena poche settimane prima aveva salvato un bambino che stava per annegare in mare dinanzi alla spiaggia di Mondello. Non cadiamo nella tentazione di vivere senza ideali. Noi, testimoni della speranza, noi, sentinelle del bene, per tutta la nostra società dobbiamo trovare la forza della testimonianza, perché vinceremo. Grazie Rosario. Allora io nel lasciarvi nell'estratto del reportage realizzato da Carmine Fotia a 10 anni fa, a 10 anni dalla morte di Paolo Borsellino, questo è solo un estratto, troverete l'integrale su web, lo metteremo su italiadeivalori.it, lo potrete vedere con calma, è molto bello, l'ho visto oggi mentre lo mandavamo in streaming e come l'hanno visto centinaia e migliaia di persone guardando lo streaming oggi. Io voglio chiudere, io veramente ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, che ho nominato durante tutta questa serata e che non rinomino per non dimenticarne qualcuno e che comunque hanno collaborato e contribuito a questo evento. Speriamo che l'anno prossimo di ritrovarci qua a 21 anni dalla morte di Borsellino con qualche verità in più, perché quello che vogliamo è che vogliamo la verità. Grazie veramente tanto. Sentivi l'odore dell'assassino mafioso. Chi ha ucciso Borsellino, la mafia o la politica? Beh, un po' l'uno e un po' l'altro, anche perché non esiste mafia senza politica. Si è creato un ampio movimento nell'Italia che vuole più verità, più giustizia, più legalità. Quando una verità è difficile, la verità è conquista collettiva, ognuno deve fare la sua parte.